I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. Sono affacciato nel mondo della miscelazione una ventina d'anni fa e ho iniziato a lavorare nel mondo delle discoteche e dopo qualche anno ho capito che per poter costruire una carriera dal punto di vista lavorativo era importante studiare e accrescere la formazione. Padova la definirei un museo a cielo aperto. Padova ospita una delle università più vecchie al mondo. Questa la rende viva, questa la rende sicuramente una città molto frizzante. L'ingegneria nasce 3 anni fa, ad oggi abbiamo all'incirca tra le 700 e 800 etichette di gin. Il Secret Bar invece è una novità dei primi del 2020. Abbiamo voluto dare per i clienti un po' più esclusivi un locale particolarmente esclusivo con nemmeno 25 posti a sedere che devono essere prenotati. Padova è una città che predilige il prosecco DOC. Le enoteche fioriscono da tantissimi anni e sicuramente non vivono momenti di crisi. Il territorio ha questa vocazione, ha questa cultura, di conseguenza cerchiamo di giocare con il vino anche con i drink. Il drink che ho preparato non è altro che una macerazione di ananas con chiodi di garofano, lamponi, zucchero e una punta di aceto di mele, dopodiché viene messa una punta di succo d'arancio per dargli un attimo di acidità, uno spoon di maraschino, del gin italiano lo Z44 e poi chiudiamo col prosecco DOC. When the sun rises.